Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con le elezioni politiche. Si vota ancora fino alle 23 anche nella nostra regione per il rinnovo del Parlamento. L'affluenza alle 12 per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia era del 21,68%, in lieve calo rispetto alle politiche del 2018, quando alla stessa ora aveva votato il 22,57% degli elettori. Il dato regionale delle 12 è comunque più alto rispetto a quello nazionale. In Italia alla stessa ora aveva votato il 19,2% degli aventi diritto, in linea con il 2018. Nella nostra regione, così come in altre città italiane, si sono viste code ai seggi come non accadeva da tempo. Qualcuno ritiene che ciò sia legato al tagliando antifrode applicato alle schede elettorali, una novità legata alla legge elettorale Rosatellum che aveva già esordito con le politiche del 2018. Code anche agli uffici elettorali comunali, oggi aperti, dove molti cittadini si sono recati per richiedere la tessera elettorale. In attesa della chiusura delle urne, qualche numero sulle elezioni politiche per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Scheda gialla per il Senato, scheda rosa per la Camera. È il giorno delle elezioni per il rinnovo del Parlamento. Si vota dalle 7 alle 23. Nella notte seguirà immediatamente lo spoglio. In regione votano 936.273 persone, tra queste 452.720 uomini e 483.553 donne. 1.364 le sezioni elettorali. 52.052 i maggiorenni che votano per la prima volta. È stato inoltre abolito il limite di età dai 25 anni in su per il Senato e dunque voteranno per l'intero Parlamento. Nei 215 comuni della regione gli elettori dovranno scegliere 8 deputati e 4 senatori che approderanno a Roma. Per la Camera 3 vinceranno il collegio uninominale, 5 saranno eletti con il proporzionale. Al Senato 1 eletto nell'unico collegio regionale, 3 eletti con il proporzionale, come prevede il sistema elettorale misto maggioritario Rosatellum. Si può scegliere di votare un partito che appoggia il candidato oppure il candidato stesso. Ma sentiamo le voci e le sensazioni allora di alcuni elettori raccolte fuori dai seggi poco fa tra Udine e Tavagnacco. Come vede la situazione? Siamo di nuovo al voto. Mancava, da tanto tempo mancava questa opportunità, finalmente c'è, adesso esprimiamo il nostro consenso. Spero in qualcosa di diverso, insomma. Al di là di quello che uno pensa e uno vota, ma comunque votare, esprimere la propria preferenza è giusto. Torniamo a votare e adesso vediamo i risultati quali saranno. Speriamo solamente bene, che tutto vada per il verso giusto e che le cose cambino in meglio. Io ho già le idee chiare, quindi anche se in urgenza ho già l'idea chiara, ecco. Ci sono stati 3 governi tecnici senza che noi abbiamo potuto fare niente. Io sono contento di andare a votare. Si può contribuire in parte con il mio voto, spero che qualcosa cambi. Speriamo, non per noi, ma almeno per i giovani. E sta andando a votare troppo poca gente. Preoccupata? Sì, molto. A parere abbiamo avuto molto poco tempo per capire qualche cosa, perché a mio avviso la campagna elettorale è stata pessima. Io quest'anno ho 60 anni che voto. Speriamo che sia la volta buona. Un 18enne, allora la sua prima votazione, come ti sei preparato? Mi sono informato più che altro sulle proposte elettorali dei diversi partiti. Io punto più a vedere che cosa propongono e vedere se rispettano quello che promettono. È stato un po' complicato semplicemente perché ci sono molti programmi abbastanza simili. Come sono le idee prima di entrare al seggio? Chiare o no? No, non particolarmente. Sono orientata, un minimo sì. Un bel po' che ci penso e ho deciso quelli che non promettono nulla. Non vinceranno, ma intanto li tiro su un pochino. E come detto, le urne chiuderanno alle 23, qualche minuto prima inizierà la lunga diretta di Telefriuli per seguire fino a notte fonda le operazioni di scrutinio. Linea allora in studio Alessandra Salvatori.
Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Sì, siamo pronti per seguire in diretta l'inizio delle operazioni di scrutinio per queste elezioni politiche 2022. Ci collegheremo in diretta 5 minuti prima delle 23, un attimo prima della chiusura dei seggi e dell'inizio appunto delle operazioni di scrutinio. La formula è ormai quella consueta per le maratone elettorali di Telefriuli, ospiti in studio e poi collegamenti in diretta dal territorio. Seguiremo l'inizio delle operazioni di spoglio che poi proseguiranno fino alle 14 di domani. Andremo avanti fino a notte fonda e poi da domani mattina presto e nel corso della giornata altri aggiornamenti. Vi aspetto 5 minuti prima delle 23. Grazie Francesca. Grazie Alessandra, allora più tardi con la nostra maratona legata alle politiche, ma parliamo anche di cronaca. C'è stato qualche danno legato alla pioggia che è caduta in alcune zone della nostra regione. A Latisana la squadra locale di protezione civile era stata allertata per un allagamento al sottopasso di via Trento e la viabilità è stata ripristinata, poi pulendo anche e soprattutto le caditoie che erano ostruite. Le squadre della protezione civile sono intervenute anche a Cividale, in località Purgessimo, lungo la provinciale 19 per allagamento della carreggiata, da Uresina lungo la strada provinciale 1 per lo stesso motivo, a Cervignano per risolvere problemi legati ad allagamenti di scantinati di abitazioni private, infine anche interventi per alberi caduti sulla strada lungo la viabilità che da Tarcento porta a Sedilis, a Treppo Grande e anche a Attimis, interventi a Pozzuolo per la rimozione di ramaglie, a Samardenchia cadute sulla strada. Sono intervenuti una trentina di volontari e ci sono anche alcuni giovanissimi tra le decine di volontari che sono partiti alle 13 di oggi alla Volta di Ostra nelle Marche per portare aiuto alle popolazioni locali colpite dalla recente alluvione. Arrivano da 27 comuni della regione assieme a funzionari della Protezione Civile regionale e operatori della Croce Rossa. Arriveranno a destinazione questa sera alle 21. È partita poco dopo le 13 e raggiungerà Ostra attorno alle 21. La colonna, che ha preso il via dalla sede regionale della Protezione Civile per andare a portare aiuto alla popolazione marchigiana colpita dalla recente alluvione, è composta da 29 mezzi, 5 rimorchi, 3 macchine operatrici, ai quali si sono uniti un'ambulanza della Croce Rossa e un mezzo del Corpo Pompieri Volontari di Trieste. 60 le persone coinvolte in questa missione, 52 volontari di protezione civile da 27 comuni regionali, 5 funzionari della Protezione Civile regionale e 3 operatori della Croce Rossa. Prima della partenza tutti i componenti della colonna si sono sottoposti a tampone e sono tutti risultati negativi. Tra i volontari anche alcuni giovanissimi di 18 anni e altri alla loro prima esperienza. Una volta sul posto i componenti della colonna saranno ospitati nella palestra comunale di via Giacomo Matteotti e usufruiranno di una cucina da campo già allestita. Si occuperanno della rimozione di fango e detriti, in particolare nella zona industriale di Ostra e su richiesta e in base alle necessità anche in altre aree colpite dall'alluvione. Al momento il rientro è previsto per venerdì prossimo. Ancora una volta, nel momento dell'emergenza e della necessità, ha commentato il vicepresidente della regione con delega alla protezione civile, la comunità del Friuli Venezia Giulia risponde erede di una forte tradizione di mutuo aiuto a favore di chi è nel bisogno. 2 interventi di soccorso oggi in regione, in un caso per un'escursionista triestina di 37 anni che è stata raggiunta dall'Isoccorso regionale non lontana da Casera Roncada all'ora di pranzo di oggi a quota 1600 metri. La donna era caduta procurandosi una probabile frattura alla tibia. Il marito è sceso a Rifugio Pordenone per dare l'allarme dato che la zona è senza copertura telefonica. Le squadre della stazione Valcellina del Soccorso Alpino si sono portate con i vigili del fuoco a Rifugio Pordenone, da lì poi l'equipe anche sanitaria è stata portata sul posto con 60 metri di Verricello. E intorno alle 13:30 c'è stata una seconda chiamata all'112 da parte di una persona che riferiva di aver sentito dei richiami di aiuto in direzione del castello di Ravedis. La stazione di Maniago del Soccorso Alpino ha verificato che si trattava di una persona che stava chiamando i propri cani. I dati della pandemia oggi parlano di 501 nuovi contagi, 2.998 i tamponi eseguiti, le persone ricoverate in terapia intensiva salgono a 4, più 1 rispetto a ieri, 110 quelle ricoverate in altri reparti, si è registrato un decesso in provincia di Udine.
Nel pomeriggio a Udine è stato inaugurato il nuovo parco rifugio dell'ENPA. Vediamo. Che cosa significa l'inaugurazione di oggi? Un progetto lungo, tanto desiderato e che ha coinvolto tante persone alle quali oggi avete voluto dire grazie, ma frutto anche di tanta vostra determinazione, di un sogno. Sì, un sogno che è diventato realtà. Un progetto appunto sicuramente ambizioso all'inizio, ma grazie all'aiuto di tantissime persone, veramente migliaia in tutti questi anni, e alla Regione. Siamo qui oggi ed è una grande emozione, grazie di cuore a tutti. Ci dà solo qualche dettaglio di questa struttura che ha tantissime particolarità per il benessere animale, ma è anche una struttura a basso impatto, insomma. Sì, allora ci sono 5 padiglioni per i cani. I box sono molto grandi, hanno una superficie media di 46 metri quadri, con uno spazio interno ed esterno. Nello spazio interno c'è riscaldamento a pavimento e gli spazi esterni sono molto ampi anche per sgambare. Ci sono i gattili, 3 gattili, dove c'è sia la parte chiusa, sia i cortiletti belli in sicurezza, quindi possono anche loro correre senza aver paura dei cani magari che sono in passeggiata. E hanno anche loro riscaldamento a pavimento e hanno anche raffrescamento quando, come quest'estate, è stato molto caldo. Aperta ai cittadini, insomma chi vuole venire a trovarvi e sostenervi. Ci sono poi tutti i nostri riferimenti, ad esempio sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook, quindi chi vuole ci contatti, noi siamo qua. Aggiornamento sulle politiche per quanto riguarda l'affluenza, alle 19 solo per la Camera, per il Senato il prossimo aggiornamento sarà quello finale delle 23, in Italia alle 19 ha votato il 48,78% degli aventi diritto contro il 58% del 2018, in Friuli Venezia Giulia il dato alle 19 è del 55,66%, in calo rispetto al 63,3% delle politiche del 2018, ricordiamo che si tratta di un dato parziale relativo a circa la metà delle sezioni rilevate. È tornato in Italia per il Festival dello Sport di Trento. Zico ha parlato anche di Udinese, sentiamolo. Zico è tornato in Italia per partecipare alla 5ª edizione del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i tanti campioni non poteva mancare lui a ricordare ancora esperienze calcistiche del passato assieme a Falcao. In questa occasione ha ritrovato il grande amico Alessandro Scarbolo e con lui ha condiviso un'altra giornata speciale. E ancora, tramite lui, si è nuovamente rivolto ai tifosi bianconeri in questo momento di euforia alimentato dalle gesta dell'Udinese. Il Galigno non poteva perdere l'occasione per spronare squadra e ambiente. Lui ha sempre pensato in grande, non è il caso di smettere ora. E aspetto che nostra Udinese possa rimanere così, no? In primo, in classifica, sempre facendo belle partite e puntando lo scudetto, quello che voleva un giorno possa succedere. Un abbraccio per tutti, Mandi, Seviodin, Busei Fruis. Festa per i White Sox di Butrio, promossi nella Serie B di baseball. Sono non felice, di più felicissimo, perché con una squadra così giovane, parlavo prima con altra gente, l'età media della nostra squadra ha 17 anni e riuscire primo colpo a vincere il campionato, che non ci credevamo. Dopo abbiamo battuto il Re di Puglia ai pre-playoff e adesso battere questa squadra e arrivare alla Serie B è un successone grande per me, ma specialmente per questi ragazzi che di 15-16 anni vincere un campionato e il prossimo anno giocare in Serie B, una soddisfazione immensa. Eravamo partiti con un punto di domanda, chissà dove arriviamo, siamo arrivati lassù e siamo arrivati lassù soprattutto con giocatori nati a Butrio, nati nei White Sox, e questo è un motivo di orgoglio per noi, perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo a livello giovanile sta già dando i suoi frutti. Le squadre erano abbastanza simili, ma se che i ragazzi si hanno cresciuti in campo, hanno mostrato un po' di carattere e si hanno allenato in questi mesi dopo che sapevamo che andavamo al playoff, hanno messo degli impegni, questo è il risultato. Abbiamo un gran futuro, ma bisogna continuare. Un'emozione importante perché comunque dopo tanti anni che ci provavamo a fare i playoff, quest'anno ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto con una squadra giovane tutta di Butrio e quindi questo dà ancora più soddisfazioni. Ecco. È una società sana che dà principi sani. A Butrio il baseball
è una realtà estremamente importante, una realtà datata. Siamo felicissimi di questa promozione, ma estremamente soddisfatti di quanto questa società riesce a dare a questi ragazzi. E tra poco parleremo ancora di sport, in particolare con i risultati dei dilettanti a Sport PVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.